Allora, oggi noi abbiamo indetto questa conferenza stampa in preparazione di un convegno che si realizzerà oggi pomeriggio, perché vogliamo consegnare i dati, un dossier che riguarda tutta la situazione dell'abitare in provincia di Catania, e vogliamo anche consegnare una piattaforma che ci indica quelle che sono le azioni e il programma che dobbiamo portare avanti in futuro. L'impostazione che vogliamo dare a questa iniziativa è quella di trattare i temi dell'abitare in una dimensione globale, con una sistematicità, cioè nel senso che vogliamo trattare contemporaneamente tutte le situazioni che vanno a incidere su questo tema, e parlo non soltanto dei diritti di cittadinanza, quindi dei diritti dell'abitare di stranieri, di immigrati, di famiglie bisognose, di anziani, ma anche di nuove situazioni che riguardano tutte le famiglie che prima non erano interessate a queste difficoltà, ma che con l'ingresso della crisi e soprattutto col perdurare oggi sono in difficoltà, non riescono a pagare una rata d'affitto, una rata di mutuo, un canone d'affitto. Tra l'altro ci sono ancora altri elementi che hanno peggiorato e quindi aumentato la richiesta delle abitazioni, che riguardano tutte le persone che non hanno accesso al credito, parlo dei cassintegrati, dei disoccupati, ma anche degli stranieri, dei giovani che hanno problemi legati al lavoro, che quindi hanno sempre di più l'esigenza di trovare degli alloggi di carattere marginale. E quindi l'altro punto che per noi è rilevante riguarda il settore dell'edilizia, perché noi riteniamo che le politiche della casa e della città possono giovare tantissimo affinché questo settore possa ripartire in termini di quantità del lavoro e di qualità del lavoro, consentendo la riqualificazione di tantissime aree urbane del nostro territorio, e chiaramente ci riferiamo in particolar modo ai quartieri popolari che hanno avuto una crescita disordinata e che non hanno avuto una cura per quanto riguarda sia la manutenzione straordinaria ma anche l'inserimento di servizi che possano rendere la vita alle popolazioni residenti dignitosa e civile.